Arriva da Cismonda del Grappa, Valbrenta, Vicenza. Buongiorno Presidente Luca, mi chiamo Vittoria Maria, anche se per gli amici sono Vica. Ho 10 anni e in questi giorni avrei dovuto ricevere i sacramenti della prima comunione e della confermazione, ma a causa del Covid-19 tutto è stato sospeso e rinviato. I miei zii Federico e Bruna mi hanno proposto di donarmi la somma che avrebbero speso per le bomboniere e i bigliettini. Io ti seguo tutti i giorni in televisione alle 12:30, ho sentito che tante persone stanno versando dei soldi per aiutare gli ospedali della regione e che non importa quale sia la cifra, così ho pensato che anch'io potevo fare qualcosa. Così mi sono fatto anticipare il loro dono e con l'aiuto dello zio Fede ho fatto il versamento. Te lo allego così vedi. Non so se leggerai questa mia lettera, ma mi piacerebbe ricevere un tuo saluto così da farlo vedere a tutti. Io ho sempre obbedito ai tuoi consigli. Mi sei molto simpatico, vabbè. No, scusate, mi fermo. Questa bimba, Vittoria Maria Posenato, ha versato i 300 euro delle bomboniere della comunione. Mi ha mandato anche il versamento. E quindi ringraziamo Vica, ringraziamo tutti i bambini che stanno versando e che dimostrano un senso di appartenenza a questa comunità di solidarietà che è unica.